Ah, non capisce il signore, ciò. Mi sa far servire da gente vestita come i beccamotti. Se mi servisse un becchino, non sarebbe via tanto contento, Sì, signore, desidera qualcosa? Desidera? A me mi serve qualcosa, ma ho paura che ti serva qualcosa a guarda chi dica l'assunto per sparagnare sulla servitù. Poi accontentiamoci. Scusi, mi so il signor Scandola e cerco la signora Eva che domani è sensive. Dove sia per piacere? Capito, partea, buon partea. Scusa, se prima io adesso la sedi e dopo la sede qua, mi vuole dire no che a sé per piacere o mi sentirò dopo i figli? Scandola su, scandola giù. La signora Eva che domani sensibile e venga fuori di testa. Ma insomma, che sei nessuno in sta casa qua! Insomma, posso stare qui per tutto questo casino in mia casa! Ma sta voce, mi la conosco, porca Eva! Ma non può essere la città è qua, a 30 anni fa, al Marco Parfora. Così, sì, è la signora Eva che domani è sensibile. Sicuro, io sono signora Eva, figlia di grande capitano SS Gunther, che domani è sensibile, io fuori! Eva, porca Eva, non te mi riconosci? Tua faccia, tua voce, non essere nuovo. Tagliare occhiali, Non che vedo più, mettere capelli, spacco italiano, fereto traditore, abusato di me, succato per 5, ma solo 5 volte! Sarebbe Scandola! Ebbene sì, a te che capivo chi che so, Eva, porca Eva! Era su, porca Eva, porca vacca! Ma tu, perché sei scappato? Ah, parto papà, cara! E mica aveva detto, no, che se mi vedeva insieme a te, mi avrebbe tagliato i E tu, per paura di mio padre, sei scappato? Ah, te capire, e già era capitano dei SS. Ma SS sono solamente servizi segreti! Cosa? Servizi segreti? Le SS? Ma credito che mi sia semo! Quando capisco che ero insieme a te lì nell'erba! Oh, questi ricordi puliscono il mio cuore! E ti ho presa una volta! Ma io! Un'altra volta! Un'altra volta ancora! Fermate già, mi devo fermare! Mi hai spenta altri 2 volte! No, caro, no! Solo 3 volte perché mio amico Tony, no, che faceva la guardia per vedere se arrivava tuo papà, e mi caccia, ma mio amico Tony, no, e mia, sono scappato perché c'era Drio arrivare. Tutto vedere che a volpe di Tony. Essere arrivato! Ma non ti che sentio vero che mi sono via. Oh, baby! Io avevo occhi chiusi, travolta da passione! Ho sentito il rumore del piccolo cerbiato, correre veloce sul prato, fru, 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 fru. E poi,
sesso a pile, ma le mie le era scariche. Pensate che devo durare le pile le adesso capisco perché non ho più visto il mio amico Tony, sto randrando figlio d'un cerbiato furfù.